Siamo con Andrea Testa al termine di innanzitutto una bellissima partita. Peccato per il Checco dello Scapicollo perché le squadre si sono equivalse in campo e ovviamente c'è stato un episodio in cui la palla da una parte è entrata, dall'altra non è entrata, 1-0 ci può stare. Noi accettiamo chiaramente il risultato e il responso del campo senza problemi. Chiaramente la Lega Calcio 8 dovrebbe soltanto essere felice di questa prestazione, di questa bella partita che c'è stata disputata stasera al Ciriaci e chiaramente uno spot per tutta la Lega Calcio 8 questa partita. Checco dello Scapicollo, come anche a detta degli allenatori del Cotton, non è stata supportata da dei buoni arbitri stasera, specialmente quello di destra sotto le panchine era abbastanza arrogante e poco preciso nei giudizi, però chiaramente non è quello che ha fatto cambiare la partita. L'arroganza molte volte quando uno dà tutto, sta a 200 all'ora come questa partita, non è carino questo atteggiamento arrogante e poco sportivo da parte di chi dovrebbe gestire la partita in altro modo. Senti, invece parlando della squadra, una partita in cui ti senti magari di poter recriminare su qualcosa oppure semplicemente si poteva buttare dentro la palla? Non è successo anche perché ci sono stati due portieri strepitosi da una parte e dall'altra. Santarelli stasera ha fatto almeno due interventi miracolosi. Santarelli lo conosciamo tutti, come conosciamo tutti Di Bernardo, chiaramente sono il top di questa Lega Calcio 8 e chiaramente loro sanno, le due squadre si avvalgono anche di questi due fuoriclasse dei pali che risolvono tanti punti e tante partite a favore di Checco e di Cotton. L'ultima e ti lascio andare, Andrea, 4 vittorie nel girone di ritorno, la prima sconfitta. Adesso si riparte, diciamo con De Bernardo, non sono questi 3 punti che possono creare problemi a Checco dello Scapicollo nella sua risalita verso la vetta. Io e te eravamo parlati anche in privato e ti avevo spiegato certe situazioni che i 5 pareggi tramutati in 4 vittorie era molto meglio, quindi chiaramente non è un problema quello. Chiaramente loro sono veramente una bella squadra, fisica, cattiva e giocano anche bene a calcio, a questo sport che è importante.